Carissimi amici, è un grande piacere e onore essere qui con Paolo Propoli, un altro dei grandi talenti della penisola sorrentina che si sta facendo onore nel mondo, e tant'è vero che da poco abbiamo assistito al lancio di questo tuo lavoro discografico. Come Sì, facevo una volta sei mandi, dico. sì, sì, quando lanciamo Dopo un lo disco. lanciamo. Magari sì, come si faceva anche al Maurizio Costanzo Show. Esatto. Effettivamente è un modo anche molto bello e corale è stato il tuo di presentare quest'album, questo lavoro discografico, perché l'hai presentato in questo concerto bellissimo a cui abbiamo partecipato in tanti al Teatro Sant'Antonino a Sorrento, dove c'è stato quell'afflato di amicizia, di intensità, di amore per la musica, di passione che tutti hanno sentito e hanno condiviso con te. Un progetto che nasce proprio come un progetto condiviso, anche dal primo momento che l'hai lanciato sui social con questa Sì, nuova infatti, questa nuova modalità di raccolta formula fondi. che tra l'altro nemmeno io conoscevo, che si chiama crowdfunding, la scoprì grazie a un altro amico, collega musicista che stava facendo questa operazione anche lui a Napoli per E farsi che ha un suo avuto molto disco successo, e vero? capì che Perché era una cosa carina perché in effetti ormai, vabbè, viviamo nel mondo moderno del social e della condivisione e della partecipazione delle persone, quindi capì che questo crowdfunding era una cosa carina e anche di attivismo, cioè nel senso che fai partecipare i diretti interessati, cioè coloro che sono i fruitori finali della musica o dell'opera, che poi non è che si tratti solo di CD musicali, cioè il crowdfunding si può fare per qualunque anche una attività. qualsiasi opera d'arte, qualsiasi attività, e quindi fai partecipare i fruitori finali, li fai diventare dei piccoli produttori esecutivi che messi tutti insieme poi sia quel budget iniziale per poter poi fare un lavoro. Il che poi ci porta ancora di più al senso vero di questo lavoro, cioè questo è un lavoro veramente, come dicevo prima, corale, un lavoro Sì, dell'amicizia, un CD dell'amicizia, tant'è vero che ci sono delle collaborazioni sì, sì, è importanti proprio una come festa, è un festone sì, praticamente questo CD, ci sono Gianni Lavagna, perché cari amici, ospiti Gianni illustri, Avezzano, Brunella Selo che hanno voluto sì. partecipare proprio in nome poi di un'amicizia da tempo che tu stai Amicizia, facendo da... collaborazione lavorativa, perché comunque ho il piacere e l'onore di essere il chitarrista da alcuni anni sia di Gianni Lamagna che di Gianni Aversano, che i molti con Napoli conoscono come Napoli Incanto, Incanto, sì. e quindi questa Anche attività Alessio Arena, vero? concertistica. Questo Alessio Arena, un che poi anche è grande figlio cantautore. di Gianni, diciamo, Sì, è figlio d'arte, e Alessio vabbè, sta facendo una carriera eccezionale, ha importante. vinto Musicultura nel Sì, 2013, è anche scrittore, sì, sì. romanziere, Benché così giovane. ed è anche E, un'altra, diciamo, un pezzo, un piccolo onore nostro e napoletano. anche il fatto che questo concerto sia stato un concerto dell'amicizia, Sì, perché nel momento in quindi cui tutti gli tu... ospiti, cioè, oltre che l'amicizia degli ospiti illustri, comunque anche tutti i miei amici musicisti, colleghi di una vita, diciamo, colleghi di vita vissuta, Esatto. che poi sono i veri eroi di questo disco, perché in effetti, oltre che ovviamente alla preziosità che hanno dato gli ospiti canori, poi alla fine c'è proprio l'anima è data da questi amici musicisti che suonano, che danno praticamente la base musicale E a poi anche un tutto. CD degli omaggi, perché tu in ogni pezzo che c'è in questo CD in fondo fai un omaggio a uno dei tuoi miti, no? Sì, beh, Parli rifacendomi ovviamente alle del mie tema. radici musicali, cioè tutto ciò da cosa provengo musicalmente, da ciò che ho ascoltato sin da Quindi piccolo. Pino Pino Daniele, Daniele, Edoardo Lucio Dalla, Bennato. Bennato, specialmente Bennato, perché poi stranamente molti si focalizzano sempre quando pensiamo al cantautorato napoletano storico, diciamo, il re viene sempre indicato come Pino Daniele, poi in Certo. effetti io tra l'altro conoscevo da piccolino, ho imparato a conoscere e ascoltare prima Edoardo Bennato, cioè quando ascoltavo Sì, Bennato non sapevo nemmeno che esistesse Pino Daniele, poi dopo è venuto sì. Pino Daniele, quindi comunque E tra poi l'altro... anche italiani, no? Da Fabrizio De André, Sì, sì, anche perché Loredano. vabbè, poi è venuto in gioco, cioè sono entrati in gioco questi grandi cantautori nazionali, perché ovviamente volevo partire da un discorso più territoriale, più nostro partenopeo, e poi per portare avanti il discorso il filo conduttore del disco, che è il mare, quindi partendo da questo argomento che in effetti è un argomento sostanziale, perché comunque il mare, cioè tutti abbiamo radici o comunque siamo legati sia emotivamente che storicamente al mare, quindi questo era Filo il filo conduttore. conduttore del disco, e ovviamente la voglia diciamo, il desiderio è venuto subito fuori anche di mettere queste perle che al di là
dell'ambiente partenopeo, della musica partenopea, sempre Creusa De Ma, che è comunque una pietra miliare del cantautorato di De André, che racconta appunto questa mulattiera di mare, e rientra diciamo nell'argomento, come anche Rino Gaetano, che è calabrese, il nostro storico cantautore calabrese, che ha fatto questa canzone che all'epoca non è che andò molto, non era molto famoso confrontare le grandi canzoni di Rino Gaetano, però quella che si chiama E cantava le canzoni, che è più comunemente conosciuta come L'Emigrante, che era una tammurriata in origine. E poi questo disco ha una grande novità: dopo tanti anni in cui sei stato il chitarrista di fiducia di tanti artisti, questa volta ti cimenti come cantautore per la prima volta, proprio con il pezzo mio il pezzo inedito, Terra di Mezzo, che dà il titolo al CD. Come mai questa esperienza? Il bisogno proprio di esprimere per la bisogno, prima ma volta anche prima o poi era un appuntamento segnato nel destino, cioè nel senso che da tempo, da sempre, parallelamente all'attività concertistica e live, di musica live, c'è sempre stata ovviamente una produzione personale, sia musicale che arrangiamentale, anche di canzoni proprie. E prima o poi, sempre parallelamente al discorso lavorativo, diciamo, di concertista, di turnista, di chitarrista, eccetera, parallelamente prima o poi doveva, cioè, già esisteva, però aspettavo l'occasione per farla come un punto di arrivo anche della tua cosa. maturità artistica, no? Nel momento in cui sei diventato forte come musicista, hai sentito esatto, sì, perché comunque ci sono tante cose comunque grezze, immature, scolastiche, diciamo, che esistono da sempre, da anni, però ovviamente poi arriva un momento di maturità in cui cominci hai la potenza di poter proporre qualcosa di carino. Anche tra l'altro è stato impreziosito il brano, è inedito, è stato impreziosito dall'arrangiamento di Maurizio Pica, che è un grande comunque della musica napoletana, un grande arrangiatore. E vogliamo chiudere dicendo che cos'è per Paolo Propoli il mare a cui hai dedicato questo lavoro e a cui hai dedicato la tua vita. Il mare ci siamo quasi nati a mare. Io sono nato di 3 agosto, era piena estate, quindi praticamente... Ed è qualcosa anche più di quello che rappresenta fisicamente, anche un significato simbolico. Comunque il mare è sia un significato territoriale, di cultura, è anche una metafora, secondo me è la metafora più bella della vita stessa del mondo, perché comunque il mare... Cioè la vita sulla terra è comparsa sul mare, quindi il mare comunque è un crocevia di razze, di popoli, e noi che viviamo, cioè avendo questo senso nostro territoriale, che comunque viviamo un po' nell'ombelico del mondo, perché comunque anche io girando col mio mestiere, però il Golfo di Napoli, da qualsiasi angolazione la vedi, ti rendi conto che stai al centro del mondo. È comunque stato un crocevia storico, e quindi siamo legati al mare per tante cose, anche per fatti emotivi, per cose, anche per sogno, immaginazione. Perciò questo titolo, vero? Sì. Terra di Mezzo. Terra di Mezzo poi è un gioco di parole, perché poi c'è ovviamente molti penseranno subito a Tolkien, diciamo, alla dicitura Terra di Mezzo, che è quella là fantasiosa, diciamo, l'ambientazione dei racconti di Tolkien, il Signore degli Anelli. In effetti è lui che l'ha utilizzata come un fatto fantasioso, però Terra di Mezzo, analizzandolo, è comunque un gioco di parole che viene fuori da Mediterraneo, cioè, perché Mediterraneo, il nome Mediterraneo deriva proprio etimologicamente da questo mare che gli antichi lo avevano collocato in mezzo, cioè, alle terre, quindi era il mare in mezzo alle terre, quindi la terra di nessuno in mezzo alle terre abitate dagli uomini. Questa è la dicitura proprio di Terra di Mezzo. Non possiamo che farti complimenti e dirti grazie. sempre ad Maiora. Grazie complimenti, mille. Paolo Propoli, Grazie. Terra di Mezzo. Ciao.